Buonasera a tutti, buonasera. Vi do il benvenuto a quest'ultima serata della settimana Laudato Si. Siamo arrivati all'ultimo evento, siamo partiti addirittura domenica scorsa con l'associazione Giochi in Scatola e abbiamo fatto un bel pomeriggio di gioco e uno dice, vabbè, il gioco, cosa sarà mai? In realtà è stata un'occasione veramente importante perché i giochi che abbiamo fatto erano non solo a tema ambientale, ma erano giochi collaborativi. Quindi abbiamo giocato contro il banco, contro il gioco e abbiamo imparato a collaborare per salvare il pianeta. Uno dice i giochi, una cosa semplice, c'è chi ci ha vinto anche il Nobel, insomma, su quella teoria dei giochi. Tutto il nostro mondo è un gioco. E quindi da questa dimensione siamo poi passati a quella che verrebbe detta la vita contemplativa invece nella seconda serata. La seconda serata è stata a Colfrancui, lì abbiamo fatto la veglia di preghiera con Monsignor Zagonel, abbiamo visto anche una parte di un docufilm dedicato all'enciclica Laudato Si e poi siamo ritornati alla dimensione diciamo attiva con la serata di mercoledì in cui abbiamo parlato di agricoltura sostenibile. Noi viviamo in un patrimonio dell'UNESCO, quindi è fondamentale preservarlo. Il Vescovo Corrado nel 2021 e nel 2023 ha dedicato 2 lettere pastorali a questo argomento che hanno fatto anche parecchio discutere. E adesso siamo tornati, diciamo, con un'ultima giravolta alla dimensione più contemplativa, spirituale e vogliamo un po' in questa serata tirare le fila col nostro ospite che è il professor Simone Morandini. Allora, prima, diciamo, di cominciare la parte più bella di questa serata, cioè il dialogo col professore, ci tenevo a fare qualche ringraziamento, insomma, a chi ci ha aiutato a organizzare queste serate. Abbiamo detto l'associazione Giocatori in Scatola per la prima serata, ma poi anche la Caritas diocesana, il centro missionario, la Commissione Nuovi Stili di Vita e la pastorale sociale della diocesi, con cui abbiamo fatto la veglia. Poi l'associazione Nuova Voce, che riunisce dei giovani di Colle Umberto Anzano che si sono dedicati ai temi ambientali e che hanno collaborato anche alla realizzazione della serata di mercoledì. E ultimo ma non meno importante, ci tenevo a ringraziare anche i giovani che abbiamo qui presenti in sala del Movimento Studenti e Azione Cattolica, che sono qui, in sigla MSAC, non ho perso una vocale, si dice proprio così, MSAC. E loro ci aiuteranno questa sera perché è facile venire diciamo a un incontro, più difficile è venire preparati e loro sono arrivati preparati anche con una domanda da fare al nostro ospite e questo implica conoscere l'argomento, conoscere l'ospite, quindi tanto di cappello a voi insomma. Ovviamente ringrazio anche i nostri media partner, la Tenda TV che sta trasmettendo in diretta questa serata sui canali YouTube e sul canale internet sulla rete e ovviamente anche l'Azione, il nostro settimanale diocesano che ha lanciato gli eventi e che renderà anche conto di queste serate sul nostro settimanale. Veniamo al professore, lo presento. Allora ci sarebbero molti modi di presentare il professor Morandini, permettetemi di fare in maniera un po' inconsueta. Lo faccio attraverso le parole dell'enciclica Laudato Si, perché siamo qui per parlare di questo, quindi non potevo fare altrimenti. Allora, per chi c'era alla veglia, Don Andrea aveva preparato una bellissima guida da seguire e la seconda parte cominciava con queste parole. Leggo, sono parole di Papa Francesco. Perché inserire in questa enciclica rivolta a tutte le persone di buona volontà un capitolo riferito alle convinzioni di fede? La scienza e la religione, che forniscono approcci diversi alla realtà, possono entrare in un dialogo intenso e produttivo per entrambe. Dovremmo riconoscere che le soluzioni non possono venire da un unico modo di interpretare e trasformare la realtà. Nessun ramo delle scienze e nessuna forma di saggezza può essere trascurata, nemmeno quella religiosa. Ve lo dico perché il professor Simone Morandini, oltre a essere un teologo, è anche laureato in fisica. Quindi questo fa capire come per trattare questi argomenti che sono integrali, parleremo stasera di ecologia integrale, ci sia bisogno di persone che siano integrate e integrali
nel loro approccio. Del resto, da poco abbiamo anche un Papa che ha un bachelor in matematica, quindi questo unisce. Nel mio piccolo, io che presento per relazionarmi al professore, ho la laurea in chimica industriale, però insomma cerchiamo questa sera invece di parlare della dimensione più religiosa, ecco. Allora, il professor Morandini è appunto laureato in fisica, teologo, e lui si occupa, oltre che di teologia del creato, anche di ecumenismo, e sappiamo quanto è importante, insomma, se vogliamo essere credibili come cristiani non possiamo farlo da divisi, insomma. Del resto, diavolo significa proprio colui che divide, fa deviare dalla giusta strada, ma anche divide tra di loro i cristiani. E lo fa questa sua attività all'Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino a Venezia. Venezia è l'unica città italiana che ha un patriarca, quindi già qui si capisce la vocazione ecumenica, il ponte tra Oriente e Occidente. E poi è anche membro della commissione scientifica della Fondazione Lanza, che ha 3 linee di sviluppo, diciamo, una che riguarda l'etica, una che riguarda la bioetica e l'ultima che riguarda appunto l'ambiente e la teologia del creato. Adesso, prima di cominciare la discussione, vorrei chiamare qui sul palco Don Andrea, che porterà i saluti della pastorale sociale e della diocesi di Vittorio Veneto. Buonasera a tutti, buonasera anche a chi ci segue nelle frequenze della Tenda TV e benvenuto a Simone Morandini per quest'ultimo appuntamento della settimana Laudato Si, che proprio la pastorale sociale, interpretando anche il senso dell'essere diocesi, intendeva offrire anche per porre l'accento su quella che è stata un'enciclica fondamentale non soltanto nel magistero di Papa Francesco, ma anche dentro tutta la teologia e anche il momento di Chiesa che stiamo vivendo noi oggi. Semplicemente un saluto, poi ci risentiremo anche alla fine per presentare un tentativo di rendere il modello Laudato Si qualche cosa che possa essere vissuto e testimoniato anche nel nostro territorio con il progetto Terra Amica 2, dove andremo a costituire, a Dio piacendo, un polo Laudato Si per la nostra diocesi. Volevo soltanto ricordare che qui siamo anche all'interno della casa dello studente di Vittorio Veneto e proprio qui, vicino a noi, sotto di noi, ci sono i locali adibiti al laboratorio di cucina e tessitura sartoria della Caritas diocesana e sono luoghi in cui si vive già in qualche modo la Laudato Si in una controcultura dello scarto. Qui ci sono laboratori per persone con disabilità e anche persone che stanno vivendo dei passaggi di difficoltà nella loro vita e proprio attraverso il lavoro si intende anche aiutare loro a riscoprire la dignità, l'autonomia, a vivere la bellezza dell'essere parte di una comunità. E lavorano proprio recuperando pezzi di scarto, lo scarto della lavorazione delle stoffe, lo scarto delle eccedenze alimentari, attraverso il lavoro dando nuova vita a questi prodotti. Vi invitiamo anche a venirli a vedere per rendervi conto di cosa si fa in questi laboratori. In questo senso, allora, tenere insieme la sostenibilità ambientale, il recupero degli scarti, con la sostenibilità sociale, quindi anche valorizzare le persone nella loro dignità, ci sembra già un primo tentativo di vivere ciò che da 10 anni Laudato Si ci sta dicendo. Quindi buona serata in compagnia del professore e aiutiamoci anche non soltanto a celebrare questi 10 anniversari di Laudato Si, questi anni di anniversario di Laudato Si, ma anche a rilanciare il nostro modo di viverla attraverso modelli concreti, sociali e personali. Buona serata. Grazie Don Andrea, grazie. Allora io comincerei, vi annuncio la scaletta ovviamente, adesso abbiamo un dialogo col professor Morandini su alcune questioni che gli porrò e poi ci saranno le domande, il MSAC si è già prenotato lì, però ovviamente c'è spazio per tutti e poi alla fine, come anticipava Don Andrea che ha già svelato la sorpresa, lo richiamerò qui per annunciare un'iniziativa concreta, un segno che vogliamo lasciare al termine di questa settimana. Bene, allora cominciamo. La prima domanda riguarda in realtà
un salto all'indietro. Torniamo 10 anni fa. Viene pubblicato dal professor Simone Morandini un instant book al momento della pubblicazione dell'enciclica, eccolo lì, Laudato Si, un'enciclica per la Terra. In questo libro il professor Morandini delinea l'enciclica come un'enciclica profetica, un messaggio profetico. Allora noi sappiamo che profezia ha tanti significati, specie nella Bibbia. Letteralmente profemi. Ma cosa vuol dire profemi in greco? Vuol dire anticipare, dire prima, letteralmente. Dire prima di cosa? Di una catastrofe naturale, dire prima di qualche avvenimento. Vuol dire però anche dire davanti, dire coram populo, cioè di fronte a un'assemblea, rendere esplicito. Vuol dire, da ultimo, anche dire al posto di. Pro vuol dire anche al posto di, in luogo di. Al posto di chi? Di governi, di istituzioni laiche. Allora, in che senso Laudato Si è profetica, professore? Grazie di questa domanda, grazie a tutti voi che avete voluto condividere questa serata e a chi l'ha costruita e animata, anche a coloro che ci ascoltano a distanza. Ma in primo luogo grazie perché davvero ricordare la Laudato Si a 10 anni dalla data che essa porta, che poi in realtà è stata pubblicata qualche giorno dopo, significa prestare attenzione a quella che è una grande enciclica, veramente un testo che rimarrà come pietra miliare nella storia della dottrina sociale della Chiesa Cattolica, ma me lo dicono anche persone esterne ai nostri mondi ecclesiali, nella storia del pensiero ambientale in generale, cioè un testo che ha lasciato il segno. Profetica. Profetica è un termine impegnativo, molti sono i significati che possono essere utilizzati. In realtà probabilmente quando scrivevo quel testo una decina d'anni fa, mi ricordo che avevo avuto l'enciclica da un amico giornalista quando ancora era sotto embargo, con l'impegno ovviamente a non divulgarla e non l'ho fatto, ma ho lavorato giorno e notte per entrarci dentro prima possibile e poter scrivere qualcosa che aiutasse le persone a leggere. Questo termine mi è proprio venuto effettivamente, profetica, ma pensavo a un altro senso tipicamente biblico del profetismo. Il profeta è colui che da un lato parla in nome di Dio, e dall'altro lo fa però con una pratica che lo porta a leggere la storia attorno a sé e a indicare le prospettive che da essa sgorgano. Un po' quella logica che il Concilio Vaticano II e prima ancora la Pacem Terris indicavano dicendo leggere i segni dei tempi, interpretare i segni dei tempi, capire dove Dio passa nella nostra storia, cosa possiamo e dobbiamo fare per seguirlo in modo efficace, no? Trovare le vie in qualche modo, fare questa azione di discernimento del nostro tempo per capire le vie su cui siamo chiamati a camminare. E davvero la Laudato Si è profetica in questo senso, perché da un lato c'è questa fortissima dimensione di ascolto. Ricordate forse quell'espressione che è rimasta così quasi uno slogan, ascoltare il grido dei poveri e il grido della terra nel loro intreccio, non soltanto dunque un'attenzione per la crisi ambientale, né soltanto per la dimensione sociale, ma, come ha detto lo stesso Francesco, un'unica crisi socioambientale. Ecco, leggere e interpretare questa condizione in cui eravamo e tuttora siamo, anzi forse ancora di più siamo, a 10 anni di distanza. Leggere una situazione che significa questo? Significa evidentemente usare una varietà di strumenti concettuali. L'enciclica è profetica in questo senso, ma non è ingenuamente profetica, cioè non vuol dire che basta alzare la voce per proporre alcuni significati. Si avvale al contrario di una varietà di strumenti, questo è uno degli elementi più originali dell'enciclica stessa. Le scienze ambientali, le scienze economiche, la filosofia, la poesia in qualche passaggio con riferimenti a Francesco d'Assisi, la teologia evidentemente. Ecco, tutto questo Francesco lo utilizza per interpretare questo nostro contesto, per leggere i segni di questo nostro tempo. Certo, il fattore che orienta
la sua interpretazione e che appunto ci consente di parlare di un'enciclica profetica è una dimensione teologica in particolare. Ci torneremo dopo su questo. A partire da qui, ecco, emergono anche le indicazioni etico-sociali e politico-sociali, se volete, ambientali più specifiche. Si potrebbe dire che nell'enciclica c'è questa percezione di una situazione di contrasto. Da un lato lo splendore della terra donataci, la bellezza. Venivo qui in macchina con Don Andrea e dicevo, anche qui, guarda che bella terra, ecco, che voi abitate. E dall'altro però il grido appunto della terra violata per molti aspetti dai comportamenti umani, da un'economia orientata allo sfruttamento di risorse che non riesce a essere circolare. Quindi questo contrasto, a partire dal quale Francesco chiama alla responsabilità e alla corresponsabilità per una pratica di cura della terra. Ecco, questo è proprio l'asse portante della profezia di Laudato Si. Grazie professore, quindi il profeta, diciamo, Laudato Si e Francesco come profeti nel senso propriamente biblico. Spesso pensiamo che i profeti siano degli indovini che leggono il futuro, in realtà il profeta è colui che ha cognizione del presente, sa leggere i segni dei tempi e in questo senso Laudato Si è veramente illuminante. La seconda domanda si ricollega a quello che il professore aveva accennato brevemente prima. Diciamo che Laudato Si e in realtà tutto il pontificato di Francesco hanno avuto un certo successo anche in ambiente laico, è innegabile, ed è bello questo, di aver avvicinato molte persone alla Chiesa, anche che prima, diciamo, ne erano particolarmente lontane. Però ci sono due concetti fondamentali all'interno dell'enciclica, uno più, diciamo, religioso e un altro più laico, che dialogano tra loro. Questi due concetti, che sono gli assi portanti, sono la teologia del creato e l'ecologia integrale, sono i due pilastri di questa enciclica. Allora chiedo al professor Morandini, come si relazionano questi due concetti? Come dialogano tra loro? È interessante la sottolineatura di questa efficacia comunicativa di Laudato Si. Un esperto analista della comunicazione religiosa come Guido Mocellin, che scrive anche per Avvenire, lo sottolineava. Non abbiamo precedenti. Non abbiamo precedenti di un'enciclica che abbia ricevuto una simile attenzione da parte dei media. Forse Pacem in Terris, ricordate l'enciclica pubblicata nel 1963 dopo che, grazie anche alla mediazione di Giovanni XXIII, si era evitata la crisi dei missili a Cuba. Quindi c'è anche un impatto di una situazione così. Ecco, bisogna risalire indietro però, come vedete, appunto di mezzo secolo sostanzialmente, per trovare una cosa del genere. Francesco ha saputo, per usare un linguaggio così un po' da media, bucare lo schermo in questo senso. Lui, l'abbiamo sperimentato in questi anni, fra le virtù di cui indubbiamente era dotato c'era anche questa efficacia comunicativa, ecco, e ne ha fatto e l'ha valorizzata veramente con molta forza nello scrivere Laudato Si, perché ha fatto qualcosa di inatteso. Nessuno si aspettava che un pontefice dedicasse un testo di così alta portata del suo magistero, come un'enciclica, evidentemente il top in questo senso, alla tematica ecologica. E invece lui lo ha fatto, ecco. Quindi è stata un'enciclica che per molti aspetti non solo ha avuto successo in ambiente laico come testo, ma anche ha fatto comprendere che ci poteva essere in Francesco, nella realtà cattolica, un interlocutore significativo per questa lettura attenta dei segni dei tempi, per capire cosa possiamo fare, qual è la cosa giusta da fare in questo tempo. Come dicevamo, ecco, proprio per avviare anche questa interlocuzione, dentro la Laudato Si ci sono due registri linguistici che ovviamente concordano nei contenuti presentati, naturalmente non è che Francesco dice una cosa e poi ne dice una opposta, ma che la esprimono in forme diverse. È molto importante, se non si capisce questo, Laudato Si sembra strana, a me ha fatto questa impressione la prima volta che l'ho letta, che strano questo testo. Poi ho capito. Da un lato
c'è una dimensione che si esprime per esempio nel secondo e nel sesto capitolo in modo particolarmente forte, che è tutta centrata sulla dimensione teologica, contemplativa, spirituale, biblica, che si richiama a Francesco d'Assisi, per esempio, e al Cantico, più volte citato all'interno del testo, che rilegge quasi l'intera scrittura, dalla Genesi all'Apocalisse, per ricercare le tracce di una buona comprensione del creato e del Dio creatore. Da un lato questo, quindi, si potrebbe dire sì, una linea contemplativa effettivamente, ma dall'altro, e alle volte passando da un capitolo all'altro si dice ops, ho cambiato libro, cos'è successo? Dall'altro c'è un'altra linea di argomentazione che riflette invece sui temi ambientali con un linguaggio molto laico, con un linguaggio estremamente, facendo uso ampiamente, per esempio, del discorso scientifico sui temi ambientali. Tutto il primo capitolo è fondamentalmente scritto con una grande competenza scientifica e con una grande competenza socio-economica, diciamo così. C'è un episodio gustoso su questo, perché prima che l'enciclica uscisse, coloro che temevano una presa di posizione forte della Chiesa Cattolica sui temi ambientali preparavano il terreno con, come si fa, fuoco di sbarramento preventivo, diciamo così. Allora qualcuno si era chiesto, mi pare un candidato alla presidenza americana, che poi è finito presto, insomma, non è emerso, si chiedeva già, ma perché dovremmo farci insegnare la storia del mutamento climatico, cioè la chimica, come sappiamo, da un pontefice? Che ne sa il pontefice di queste cose? Forse ha un dottorato in chimica? È ironico questo, perché è vero, Francesco non ha un dottorato in chimica, però i suoi primi studi sono stati di perito chimico, come sappiamo, e quindi sa di che si parla, ecco, quando si ragiona di certe cose, ma soprattutto poteva avvalersi della Pontificia Accademia per le Scienze, nella quale non ci sono dottorati in chimica, ci sono premi Nobel per la chimica, per la fisica, sono i massimi esperti della climatologia. È chiaro, Francesco si è appoggiato ai saperi scientifici nella loro componente più avanzata, più approfondita, per leggere il nostro tempo con quest'idea di ecologia integrale, appunto. Integrale proprio perché valorizza una varietà di saperi. Un primo significato di questo integrale. Integrale non vuol dire integralista, no? Ma su questo non mi soffermo, lo sappiamo. Qual è il punto di convergenza di questi due approcci? Uno appunto tutto teologico e l'altro tutto scientifico. Usiamo scientifico, sì, per ora, in un senso molto vasto del termine, perché c'è dentro anche parecchia filosofia, ma prendiamola come una scienza. Una comprensione del reale come relazionale. Da un lato questo ritorna come uno slogan, attraversa tutta l'enciclica, tutto è in relazione, oppure tutto è connesso, oppure tutto è interconnesso. E questo è bello, no? Il mondo che abitiamo non è fatto di tanti atomi separati uno dall'altro, è piuttosto un tessuto di relazioni che sono quelle interpersonali a breve distanza, sono quelle sociali, per cui io sono in relazione con un contesto più ampio, ma sono anche quelle ecologiche, no? Teniamo presente questa terna che ci consente di classificare diversi livelli di relazioni. Ecco, tutto questo è centrale nel messaggio della Laudato Si, un reale tutto relazionale, ma questo, ecco, lo si può dire in due modi diversi. È interessante questo. Da un lato Laudato Si lo esprime con appunto il linguaggio della creazione, sottolineando come essa sia una comunità di creazione. Dio crea in relazione gli esseri viventi, gli esseri umani, le società, non individui, diciamo così, ma persone in relazione. Questo è tipicamente una comprensione teologica, evidentemente. Addirittura nel sesto capitolo l'enciclica si spinge a dire certo che Dio crea un reale relazionale. Dio stesso è relazione, il mistero della Trinità, no? Evidentemente.
Quindi il fondamento è proprio tipicamente cristiano in questo senso. Dall'altro però, nel quarto capitolo, questo è il secondo capitolo, il quarto capitolo invece parla della relazionalità usando un linguaggio diverso. Tutto è relazione, lo sappiamo, spazio e tempo sono interconnessi. Qualcuno ha studiato la relatività e non se l'è dimenticata. Il tessuto dei viventi è tutto legato da una dinamica evolutiva e contemporaneamente abbiamo legami genetici con, eccetera. Anche qui si tende a sottolineare questa relazionalità forte, ma lo si fa appunto con argomenti molto diversi. Perché? Perché da un lato Laudato Si vuole rivolgersi e coinvolgere in modo particolare la comunità credente. È un'enciclica scritta da un pontefice, vescovo di Roma, che intende parlare alla comunità cattolica in primo luogo, al mondo cristiano, più in generale al mondo delle religioni. Ma dall'altro è un'enciclica scritta per coinvolgere ogni persona che abita questo pianeta, è la dedicazione dell'enciclica, in processi di trasformazione e di cura, per attivare processi. Allora è chiaro che se da un lato ci serve un linguaggio che sia intenso dal punto di vista spirituale, dall'altro ce ne serve uno che sia ampio. Tenere assieme la doppia argomentazione, non alleggerire l'intensità del linguaggio spirituale e teologico, ma d'altra parte presentare i concetti chiave anche in un linguaggio accessibile a chi non condivide i presupposti di fede dello stesso linguaggio teologico. Quindi appunto teologia del creato ed ecologia integrale. È una scelta di comunicazione, ma certamente non solo di comunicazione, è anche proprio una scelta di rispetto per le persone, di attenzione per le persone. Il risultato è appunto una intensità contemplativa da un lato ed una ampiezza di interpellazione dall'altro. Grazie professore. Quindi la relazione come trade union tra la dimensione laica, quella dell'ecologia integrale, e quella religiosa della teologia del creato. La relazione in realtà è un tema cardine di tutto il cristianesimo e non solo, insomma tutte le società hanno sempre avuto alla base una metafora organicistica, pensiamo a Platone, insomma, ma nel cristianesimo appunto c'è Gesù con la vita e i tralci, c'è San Paolo con il corpo e le membra, però la relazione esiste anche all'interno del corpus dei documenti di Francesco. Diciamo che sarebbe sbagliato ridurre tutto il pensiero di Francesco alla sola Laudato Si, anche perché poi sono seguiti altri documenti che hanno approfondito questi temi e hanno allargato, hanno ampliato lo sguardo. È sempre importante dare una visione di insieme di un autore, in questo caso è il pontefice, ma di qualsiasi autore in generale. E quindi la domanda che volevo fare al professor Morandini è questa. Laudato Si come si colloca all'interno del corpus dei testi di Papa Francesco? Non è il primo, non è l'ultimo, e dove appunto sta? Sta nel mezzo? È una prova che apre ad altro? Prego, professore. È interessante questa domanda. In questi giorni, mentre accogliamo il nuovo pontefice Leone, al contempo facciamo memoria e cerchiamo un po' di rileggere, di interpretare che cosa è stato questo ciclone che ha attraversato la Chiesa Cattolica in questi poco più di 10 anni in cui è stato pontefice, perché davvero questo è stato Francesco, ha rivoltato per molti aspetti la Chiesa Cattolica, aprendo le spazi di evangelizzazione, di missione, di sinodalità in un modo assolutamente inaspettato. Ecco, chi avrebbe potuto pensare 12 anni fa che ci saremmo trovati tra le mani tutto questo? E allora però ecco una impressione che alcuni osservatori così meno attenti forse hanno di fronte a questo dinamismo trasversale che Francesco ha introdotto nella Chiesa Cattolica è: ma quante cose diverse ha voluto fare? Qualcuno come saltava di palo in frasca, non abbiamo ancora finito di leggere la Laudato Si e c'era la Moris Laetitia e poi ancora la sinodalità.
non ci capiamo niente. Quindi la domanda sul come dire, filo rosso, ecco, sulla collocazione di Laudato Si all'interno del Magistero di Francesco è una domanda importante, perché ci aiuta a capirci, a collocare questo testo. Io credo che la vera grande chiave del Magistero di Bergoglio sia questo tema della misericordia, che ricordate nel 2015 è stato il tema di un giubileo, ora ne stiamo vivendo un altro, l'Elsione della Speranza, ma nel 2015 giubileo speciale della misericordia. Perché la misericordia come tema trasversale? Beh, lì la bolla d'indizione del giubileo, la misericordia vultus, era bellissima, non faceva che tornare su questa dimensione, che rimandava un po' a tutto quel plesso di significati che potremmo associare ai termini amore, carità, attenzione per le persone, cura anche per il creato. Questo davvero è trasversale ai testi. Pensate a Evangelii Gaudium, per esempio, il primo grande testo quasi programmatico di Francesco, un'esortazione apostolica, nella quale al centro c'è quest'idea di una gerarchia delle virtù cristiane, delle indicazioni di comportamento. Qual è il vertice di questa gerarchia? La carità, nessun dubbio. Francesco è molto chiaro. Scordatevi una idea dell'etica cristiana come una lunga lista di precetti che quasi tutti cominciano con non. Non è questo, non è questo. La cosa veramente importante, dalla quale poi discendono anche una serie di precetti, anche una serie di non, effettivamente, ma non soprattutto una serie di non, è ama il prossimo tuo come te stesso, ecco. Evangelii Gaudium. E poi Laudato Si con questa dimensione di una potente carità creatrice, quest'idea che troviamo nel testo dell'enciclica, quando diciamo creazione, diciamo qualcosa di più che natura, non perché il termine sia brutto, non ci piaccia, le scienze indagano la natura, viva Dio, insomma, meno male che siamo in grado di farlo, eccetera. Però creazione aggiunge qualcosa di più, cioè aggiunge il fatto che il mondo tutto che abitiamo è l'espressione di un'intenzionalità amante. Non c'è solo il gioco del caso e della necessità, che è quello su cui ovviamente si basa la comprensione scientifica del mondo, ma c'è quest'idea. A monte di tutto questo, ecco, c'è qualcuno che ama e si prende cura ognuna delle creature. Ognuno di noi, ecco, è in quanto creato, è chiamato, è interpellato, è oggetto di questo amore divino. E poi ancora appunto Amoris Laetitia, il tema è presente fin nel nome e con questa attenzione particolare per il matrimonio come luogo di relazione di senso privilegiata di questo amore interpersonale, anche quando è un matrimonio ferito, anche quando è un matrimonio imperfetto, anche queste persone meritano una cura ed un'attenzione. E poi ancora tanti altri testi. E io credo che un filo rosso generale del Magistero di Francesco sia proprio questa declinazione della misericordia, i molti nomi della misericordia potremmo dire, ecco, in qualche modo, come quando si fa lo spelling, no? Un'unica parola diventa tante lettere, ecco, qui la parola misericordia si traduce in una serie di localizzazioni nei diversi testi, ma all'interno di questo filo rosso ce n'è anche un altro più particolare che ci interessa di più stasera, che è il filo rosso dei testi ambientali di Papa Francesco, perché Laudato Si non è rimasta sola, diciamo così. Qualcuno potrebbe dire, ha scritto un'enciclica sull'ecologia e poi se n'è dimenticato. Assolutamente no. Ecco, io ho fatto fare un lavoro di tesi, proprio me l'ha consegnato finito in questi giorni a un ragazzo africano francofono che frequenta l'istituto, sul magistero ecologico di Francesco dopo Laudato Si. E io pensavo di dargli un lavoro, sì, impegnativo, ma insomma, e lui ha trovato una montagna di roba in realtà. Tante cose già le conoscevo, altre non le avevo viste in effetti. Perché? Perché Francesco parla di ambiente un giorno sì e l'altro anche, diciamo così, introduce il riferimento alle tematiche ambientali anche in alcuni incontri con realtà in cui non ce l'aspetteremmo.
non ce l'aspetteremo. Certamente poi ne parla, per esempio, in incontri internazionali, più volte, ripetutamente, in occasione alla FAO, per esempio, all'ONU, eccetera. Oltre a questo poi ci sono un paio almeno di altri testi importanti in cui la dimensione ambientale è molto forte. Uno è un testo bellissimo, tra l'altro, qui davvero estremamente poetico, se non l'avete visto vale la pena di farlo, ed è l'esortazione che lui ha scritto dopo il sinodo sull'Amazzonia. Sapete che ha fatto questa cosa stranissima, un sinodo su una regione che non è una nazione, che non è un continente, il sinodo sull'Amazzonia. Questa enciclica Querida Amazonia, cara amata Amazzonia, in qualche modo si intitola, si articola su una serie di sogni. Tra questi il terzo sogno è il sogno ecologico. Ed è un testo estremamente appassionato, in cui Francesco dà voce a una serie di poeti latinoamericani per cantare il Rio delle Amazzoni, la forma di vita in esso presente, la minaccia che su di esso incombe per la deforestazione e per il degrado ambientale, la speranza di poter andare al di là di essa. Quindi dopo Laudato Si, la prima risonanza alta dal punto di vista magisteriale la troviamo là in Querida Amazonia. Ma poi non possiamo dimenticare d'altra parte che proprio 2 anni fa Francesco ci ha dato un altro testo importante, che è Laudate Deum, un'altra esortazione apostolica. Questa volta l'ha proprio focalizzata, se Laudato Si era generale sulla cura della casa comune, Laudate Deum è sulla crisi climatica. Francesco ha scelto di affrontare, tra i molti problemi ambientali segnalati all'interno della Laudato Si, questo grande metaproblema per certi aspetti, che è il mutamento climatico, il riscaldamento globale, che così come vogliate dire. È un testo diverso Laudate Deum rispetto a Laudato Si, perché è un testo in cui prevale la dimensione della preoccupazione. Ma come? In tutti questi anni, in 8 anni dopo Laudato Si, ancora si è fatto così poco, quando il degrado ambientale e il riscaldamento globale procedono così velocemente? È un testo arrabbiato per molti aspetti, meno articolato, più breve, più essenziale, ma è un forte richiamo a procedere in questo senso. E poi si trovano tanti interventi anche negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Ricordate per esempio l'apertura del grande Sinodo dei Vescovi sulla sinodalità era stata preceduta da una bellissima veglia ecumenica in Piazza San Pietro. Io avevo la fortuna di essere presente in quell'occasione e la conclusione era dedicata proprio a una preghiera, una ripresa dei temi di Laudato Si in chiave di preghiera, in chiave di interpellazione. Quindi davvero non un testo isolato, ma piuttosto una componente strutturale del pontificato di Francesco, tutto centrato in generale sul tema della misericordia. Grazie professore, quindi il filo rosso del pontificato, la carità, la misericordia. Del resto nel solco di una tradizione molto consolidata, insomma, pensiamo a San Paolo, 3 virtù teologali, fede, speranza, carità, ma di tutte la più grande è la carità. Perché? Perché una volta che vedremo Dio non servirà più sperare, la fede non servirà più perché l'avremo davanti, però resterà la carità. Quindi la carità come virtù più grande e cardine del magistero di Francesco. Però, sebbene da quello che ci ha raccontato il professor Morandini sembri che l'enciclica, il pontificato di Francesco si sia mosso in un solco, diciamo, abbastanza tracciato, consolidato della Chiesa, così non è sempre apparso. Per chi c'era lunedì alla veglia di preghiera abbiamo visto un piccolo pezzo, uno spezzone di un docufilm proprio su Laudato Si, e si vedeva proprio l'immagine del Papa alle Nazioni Unite e si sentivano di sottofondo appunto le voci dei giornali che il professor Morandini citava anche prima, cioè cosa ne sa il Papa dell'ambiente, perché il Papa viene a parlarci di ambiente. Quindi in effetti c'è stato questo effetto, c'è stato una sorta di contestazione e rigetto alle parole anche del Papa, anche perché il fatto stesso di usare la parola ambiente, certo ha usato creazione, ma ambiente, sicuramente ambiente è molto più asettico ad esempio di natura. Natura ha la radice di nascor, quindi l'idea di nascere, di qualcuno che ti porta alla luce come creazione. Ambiente
diciamo, questa dimensione un po' la perde. E allora volevo chiedere al professor Morandini, in realtà questa accusa di ambientalismo immanentista, diciamo, esiste, non esiste? E siccome Laudato Si, finora ne abbiamo parlato ancora poco nella nostra discussione, è un'enciclica soprattutto sociale, oltre che ambientale. E la Chiesa nei secoli ha elaborato una sua dottrina sociale, ha toccato anche da vicino alcune branche dell'economia. Pensate all'economia civile, alternativa diciamo a quella smithiana, no? L'economia civile è stata fondata dall'abate Genovesi, quindi da un religioso, nel contesto dell'illuminismo a Napoli. E quindi lei, professore, che cosa risponde a queste critiche, insomma, che vengono mosse a Francesco, e come appunto Laudato Si si muove effettivamente nel solco di un magistero della Chiesa di lungo periodo? Quindi allarghiamo un po' lo sguardo dal pontificato di Francesco alla storia della Chiesa. Sì, le critiche sono state numerose, alcune erano addirittura precedenti, addirittura l'enciclica, chi non l'aveva ancora letta già l'aveva criticata, quindi potete intuire che ci poteva essere qualche vago sospetto di prevenzione in questo senso. Però poi sono proseguite, ma in realtà molti sembrano aver continuato a criticare senza leggere l'enciclica. Come si fa a parlare di ambientalismo immanentista ad un'enciclica che continuamente esplode in una lode al creatore, che continuamente richiama questa dimensione addirittura trinitaria dell'esserci della creazione, che sottolinea come al cuore, come il creato, il reale che abitiamo venga all'origine grazie alla mediazione di Gesù Cristo e all'opera dello Spirito Santo. Certo, se uno l'enciclica non l'ha letta, allora può anche dire che qui abbiamo a che fare con un ambientalismo immanentista, ma solo a queste condizioni, oppure forse non sapeva leggere, capita anche questo effettivamente. Piuttosto è vero che in questa enciclica Francesco sottolinea come vi siano molti punti sui quali, proprio a partire da riferimenti come quelli che ho appena evocato, siano possibili forti convergenze anche con mondi profondamente diversi. C'è una fortissima tensione al dialogo ecumenico ed interreligioso che attraversa l'intera enciclica e un paio di sottolineature su punti di convergenza fra credenti e non credenti. Questo è vero, ma non basta certamente per parlare di un ambientalismo immanentista in questo senso. È vero invece, ecco, questo sì, assolutamente, che è un testo che si colloca all'interno della dottrina sociale della Chiesa, questa lunga tradizione che convenzionalmente si fa risalire a Leone XIII, che ha trovato attualizzazione nelle motivazioni che l'attuale Papa Leone ha dato per la scelta del nome, e che ha attraversato sostanzialmente un secolo, un poco più di un secolo, insomma ancora non è un secolo e mezzo, anche se le sue premesse potrebbero essere individuate molto più indietro nella riflessione etico-sociale della Chiesa. Però ecco, la formalizzazione della dottrina sociale della Chiesa, Leone XIII è il riferimento. Certamente Laudato Si sta dentro questa traiettoria, nessun dubbio. I primi numeri dell'enciclica sono dedicati proprio a rievocare i predecessori di Francesco, Benedetto, Giovanni Paolo II, che ha un ricco magistero ambientale, addirittura Paolo VI, a cui si deve effettivamente la prima segnalazione dell'emergere della crisi ambientale, un piccolo spunto, non era un grosso tema del suo magistero, e Giovanni XXIII, per questa ampiezza di orizzonte. La Pacem in Terris era rivolta a ogni uomo di buona volontà, dice, addirittura a cui mi rivolgo, a ogni persona che abita il pianeta. Quindi è chiarissima l'intenzione di collocarsi dentro la dottrina sociale della Chiesa e di assumerne tutto il portato. Aggiungo anche che oltre a quella che è appunto la convenzionale riferimento alla dottrina sociale, Francesco richiama anche esplicitamente un orizzonte ecumenico in questo senso. Voi sapete il rapporto di grande amicizia che Francesco aveva e ha avuto fino alla fine dei suoi giorni col patriarca ecumenico Bartolomeo, per esempio, di Costantinopoli, riferimento importante per l'ortodossia. E poi ci sono riferimenti
a figure ecumeniche del mondo, a figure del mondo evangelico, come per esempio esplicita nel filosofo Paul Ricoeur, implicita nel teologo Jürgen Moltmann. Perché quest'idea che insomma su un tema come questo bisogna procedere assieme, bisogna tendere la mano, addirittura c'è un riferimento, prima volta assoluta in un documento cattolico, un positivo riferimento a un mistico musulmano, addirittura. Quindi non solo entro la dottrina sociale della Chiesa, ma anche dentro una tradizione di pensiero ecumenico più ampio. Ma, attenzione, questo non sminuisce l'enorme salto di qualità che rispetto all'una e all'altra tradizione Laudato Si ha fatto fare al pensiero ecoteologico, usiamo questo, al pensiero religioso sui temi ambientali legati alla cura del creato. Nel senso che Francesco appunto riprende argomenti, ma li risignifica, li trasforma, conferisce un'ampiezza di orizzonte e una puntualità e una profondità a argomenti già precedentemente usati assolutamente inediti. Ha un po' questa capacità, no? Francesco viene da pensare aveva purtroppo, mi viene ancora da parlare al presente, anche se il presente non è più proprio, è davvero lo scriba ammaestrato nel regno dei cieli, il quale dal suo tesoro sa trarre cose nuove e cose antiche. Ecco, Francesco ha avuto questa capacità, questo profondo, costante impatto sul nostro presente, su una lettura fatta con tutti gli strumenti più adeguati e al contempo rileggere tutto questo in una chiave sapienziale che crea novità, crea ulteriorità. Grazie professore. Allora siamo arrivati all'ultima domanda che voglio porre al professor Morandini. Noi siamo qui 10 anni dopo, all'epoca quando ci siamo trovati per organizzare questa serata, questa settimana, certamente non sapevamo nemmeno che Francesco non sarebbe più stato tra noi, ecco. Sicuramente questa serata è anche un'occasione per ricordarlo e per ricordare tutto il suo magistero. Però adesso sono passati 10 anni e questa enciclica effettivamente ha avuto o non ha avuto un ruolo a livello di, come possiamo dire, policy making? Quindi penso ad esempio alle COP, le varie COP che si sono susseguite. C'è stato effettivamente un effetto Francesco. E poi invece, passando alla dimensione più personale, nelle nostre realtà ecclesiali, prima Don Andrea appunto parlava un po' della casa dello studente, però appunto ci sono esempi appunto di come Laudato Si abbia inciso sulla nostra Chiesa e sulle nostre coscienze? Prego, professore. È una domanda alla quale si può rispondere a più livelli effettivamente. Io di queste tematiche in realtà mi occupavo anche prima che uscisse la Laudato Si. Il mio primissimo libro, ancora nel 1998, si intitolava Nel tempo dell'ecologia e questione ambientale. Però allora, quando qualche volta andavo a parlare in giro di queste questioni, la gente mi guardava e diceva «Cosa?» Adesso certamente non è così, non è così. Guardate gli ultimi 2 libri che ho scritto e che ho pubblicato in questi mesi. Uno si intitola Acqua, me l'hanno chiesto di scrivere su un tema, procedendo a cavallo, ho appreso lo stile di Laudato Si tra la dimensione scientifica, che cos'è l'acqua, qual è la formula? H2O. Meno male, e d'altra parte la dimensione teologica, non era difficile come domanda. No. E il secondo invece, quest'altro, più su un altro versante, Credo in Dio fonte di vita, questo è un titolo che ho fatto io, l'editore ha voluto che si esplicitasse nel sottotitolo una fede ecologica, perché è vero, nel testo c'è questa dimensione, ma io non avevo pensato di metterla nel titolo. Cioè vedete che adesso il tema è entrato a far parte del background intellettuale di riferimento. Non ti chiedono più che cosa, di che cosa stai parlando, ma casomai ti chiedono come mai non hai esplicitato questa dimensione. Questo è un enorme salto di qualità e questo è vero anche per una Chiesa
non eccessivamente sensibile a questa dinamica come quella italiana, perché in altre realtà la dinamica è stata molto più avviata. Penso alla Germania, penso all'intera area tedescofona, penso al Brasile e a buona parte dell'America Latina in realtà, penso all'Asia. In questo Francesco ha davvero fatto un salto di qualità. E ha cambiato il profilo complessivo. Dopodiché, e poi procedo in una direzione così progressiva, dopodiché quanto questo si è tradotto, al di là del fare incontri su, in trasformare le pratiche. Qui davvero dipende. Io ho toccato con mano realtà nelle quali, ad esempio, c'è stato un impegno per riorientare nel segno della sostenibilità, i consumi energetici delle diocesi, delle parrocchie, eccetera, eccetera. Sapete, ora c'è questo forte investimento della pastorale sociale del lavoro nazionale in direzione delle comunità energetiche rinnovabili e solidali. Questa è una dinamica che si sta attivando e che in diverse diocesi ha avuto un fortissimo impatto, ma veramente significativo. C'è un lavoro in alcuni contesti per rendere più sostenibile gli acquisti diocesani, i consumi. Io per esempio sono sempre sconcertato quando qualche volta mi invitano a parlare di ambiente e poi mi mettono sul tavolo la bottiglietta di plastica. Dico no, per piacere, non si può fare così, non si possono fare queste cose. Però ecco, progressivamente si sta procedendo in questa direzione nelle nostre comunità ecclesiali. Terzo livello, fino a che punto Laudato Si ha impattato anche sul policy making, sui comportamenti pubblici, diciamo così, ecco, in qualche modo. E qui la risposta è articolata. Bisognerebbe fare un'analisi geopolitica che io eccede un po' le mie capacità, però posso raccontarvi due storie, ecco, confrontando le quali si può capire il sì e il no a questa risposta. Da un lato la COP21 di Parigi. Laudato Si era stata sostanzialmente scritta in vista della COP21. Perché? COP21 vuol dire la conferenza delle parti, l'occasione in cui una volta l'anno gli rappresentanti dei governi della Terra si incontrano per capire come contrastare il mutamento climatico e come reagire adesso, come adattarsi adesso. Allora, la COP21 di Parigi era una COP che si prospettava come un'occasione per scelte importanti, ma ad un anno di distanza il dibattito era rasoterra. La maggioranza degli osservatori erano assolutamente pessimisti. In realtà voi sapete che la COP21 è stata l'occasione in cui è stata presa una linea, sono state date una serie di indicazioni sulle quali ancora viaggia il dibattito attuale. È lì che sono state fatte delle scelte importanti e qualificanti, non sufficienti a mio giudizio, mio e di molti altri, però anche lì un salto di qualità. Ecco, molti di coloro che hanno partecipato a questo evento a Parigi dicono: tra i fattori, non l'unico evidentemente, che hanno determinato il cambiamento c'è stata la pubblicazione della Laudato Si. Cioè lì la Laudato Si ha davvero impattato in modo incisivo sulle coscienze dei partecipanti, governi, negoziatori, esperti di ambiente, eccetera, eccetera. Ha rilanciato la sfida di cooperare per il futuro della Terra, una sfida che sembrava messa tra parentesi, in qualche modo. Una bella foto, questa. Guardiamo un'altra però, purtroppo, invece. Cosa è successo a Dubai, in vista della quale era stata invece scritta la Laudate Deum, l'altro testo che vi ho segnalato, no? Qui è andata diversamente, purtroppo. Qui è andata diversamente. Ricordate addirittura che Francesco a Dubai avrebbe voluto essere in presenza, voleva intervenire in quel contesto. Pensate, un evento che si teneva in Medio Oriente, un Medio Oriente in cui già cominciavano a svilupparsi quelle tensioni di cui adesso abbiamo visto l'esplosione, in modo più in questa fase ultima. In una fase in cui già la guerra tra Russia e Ucraina, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia aveva spezzato la volontà di collaborazione all'interno della famiglia umana. In quel contesto Francesco ci ha provato scrivendo un testo, sperando di poter andare a presentarlo, poi la salute glielo impedì, erano probabilmente già le prime avvisaglie di ciò che poi gli ha impedito di continuare ad essere ancora con noi.
Risultato, la COP29 di Dubai non è stata un successo. Non è stata nemmeno un fallimento, alcuni passaggi interessanti ci sono stati, ma certamente è stato un testo parziale. Quindi, che dire, ha avuto influenza la Laudato Si? A diversi livelli certamente sì, in molte fasi di più, in alcune fasi di meno. Sicuramente è un testo che rimane adesso come un riferimento importante, ecco, di quei testi cui ci si può richiamare per, così, in un orizzonte di futuro, per una profezia di futuro significativa. Perché credo che ne abbiamo bisogno, no? Anche nelle fasi un pochino più oscure, questa certamente lo è, ecco, sia dal punto di vista delle tensioni geopolitiche, la guerra che incombe su di noi, sia anche questa mancanza di attenzione a livello internazionale per il futuro della Terra, per il contrasto del mutamento climatico, quindi certamente non una fase in cui la speranza sia una virtù facile da praticare. Ma attenzione, la speranza non è ottimismo ingenuo, speranza non vuol dire tutto va bene, speranza vuol dire anche di fronte alla difficoltà sappiamo che ci sono aree sulle quali possiamo impegnarci, sulle quali possiamo fare la differenza, sulle quali possiamo sperare di costruire il nuovo. E questa è una delle grandi tematiche di Laudato Si, per l'appunto. Forse una delle più forti, cioè proprio mentre Francesco presenta un'analisi lucida, chiara dei rischi che la crisi ambientale porta con sé, al contempo sottolinea, vediamo se prendo in mano il testo e vi leggo qualcosa, volevo farlo, poi per ora mi sono astenuto per attenermi alle dinamiche del dialogo, ma non possiamo farlo sempre effettivamente. Ecco, numero 205. Non tutto è perduto, perché gli esseri umani capaci di degradarsi fino all'estremo possono anche superarsi, ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi, al di là di qualsiasi condizionamento che venga loro imposto. Non esistono sistemi che annullino completamente l'apertura al bene, alla verità, alla bellezza, alla capacità di reagire, che Dio continua ad incoraggiare nel profondo dei nostri cuori. Quindi, proprio mentre Laudato Si si pone con lucidità di fronte all'oscurità di una situazione, al contempo accentua questa dimensione di potenzialità, di speranza, di fiducia negli esseri umani e nella loro capacità di cambiamento. Davvero un testo che vale la pena di tenere sul comodino per sfogliarne qualche pagina quando ci si sente un po' depressi, ecco magari. Ecco, siamo nell'anno del Giubileo della Speranza. Questa volta la chiosa era l'applauso, perché non si poteva fare a meno, insomma. Bene, allora, noi abbiamo questa sera una grande fortuna, perché il professor Morandini, ovviamente incarnando quanto ci insegna Laudato Si, voleva venire in treno, però c'è stato lo sciopero, quindi è venuto in macchina e quindi ha tutto il tempo per rispondere alle nostre domande, quindi anche vedete, i grandi progetti purtroppo ogni tanto si arenano su queste cose. Quindi, adesso pregherei chi vuole fare una domanda di alzare la mano, vedo già qualcuno è pronto, e se per cortesia potete portarvi qui in modo tale da poter agevolare anche chi ci guarda da casa. Ecco, io vi passerò il microfono, porrete la domanda al professor Morandini e poi ritornerete al vostro posto. Ecco, grazie. Allora, chi si prenota? Ecco. Sono contento che la prima domanda venga da Azione Cattolica in qualche modo, è un movimento, un'associazione con cui ho un bel rapporto, il vostro presidente mi è molto caro tra l'altro. Allora le porto i saluti di Enrico e diciamo che io arrivando da Venezia sono arrivato un po' di corsa e quindi la preparazione della domanda non è stata proprio perfetta e ho provato a collegarla un attimino a delle tematiche che lei ha trattato questa sera. Diciamo che noi all'interno del movimento come giovani parliamo spesso di relazioni, che è un tema che ha eviscerato anche lei nella prima parte, soprattutto tra il legame tra fede e scienza, che è una tematica estremamente delicata, magari anche per noi studenti, da portare nella quotidianità. Quindi diciamo che la mia domanda verteva sulla credibilità di noi giovani come testimoni
dell'enciclica come testimoni all'interno della scuola, ma anche all'interno del mondo di fede, perché qualità di noi studenti è fare parte sia di un mondo che dell'altro. Quindi, rifacendomi alle parole del Beato Rosario Livatino, molto caro a noi Movimento, che diceva: quando moriremo nessuno ci chiederà quanto siamo stati credenti, ma quanto piuttosto credibili. Volevo chiedere come si fa a non lasciare che le parole dell'enciclica siano solo parole, che a volte è un'impressione anche da parte dei potenti di questa terra, che le parole di questa enciclica, diciamo la sua profezia, resti solo parole, e come possiamo noi essere testimoni quotidianamente di questo messaggio, non solo testimoni che hanno compreso le parole, ma testimoni che riescono a metterle in pratica, testimoni credibili quindi. Grazie di questa bella domanda, con la quale partirò in modo cattivo, perché la prima parte della mia risposta sarà dire: ma come soltanto parole? Come se le parole fossero poco. Non si può porre una domanda del genere a un insegnante, insomma noi viviamo di parole sostanzialmente in un modo o nell'altro, anche se io insegnavo matematica e fisica, quindi insomma non erano solo parole, però le parole pesano, le parole trasformano, le parole possono ferire ed uccidere, ma le parole possono soprattutto anche invece far vivere, risuscitare, aprire inedite prospettive. Le parole sono potenti. Non dimentichiamo che cos'è il cristianesimo. La parola si è fatta carne, la parola. Gesù Cristo è la parola di Dio. Detto questo, la domanda è assolutamente corretta, evidentemente, nel senso che le parole sono importanti, ma le parole da sole non bastano, naturalmente. Le parole devono anche diventare capacità di incidere nella realtà, devono diventare capacità di trasformare la realtà in particolare. E allora, come fare? A che livelli si può operare per testimoniare, per rendere concrete le istanze di Laudato Si? Credo che ce ne siano diversi, effettivamente. In questo senso la domanda è davvero molto buona, al di là della... Sono fiorentino, i fiorentini sono cattivi per definizione, se non trattano male qualcuno, voglio dire, non sono sgarbi naturalmente, però insomma un minimo. Diversi livelli, dicevo. Un primo è informarsi. Studiare. Le questioni ambientali sono complesse ed è molto facile prendere cantonate in alcuni contesti. Quindi le questioni ambientali vanno comprese. So che nel vostro territorio, per esempio, avete fatto un grosso lavoro per riflettere su cosa possa voler dire agricoltura sostenibile. È importante in una terra come questa in cui, voglio dire, il prosecco è importante, ma anche il modo in cui lo si produce è importante naturalmente. Quindi comprendere, capire, studiare, questa è una prima dimensione. Movimento studenti ve la siete cercata, insomma, evidentemente. Ma la seconda dimensione è praticare un discernimento in ordine alla politica, perché non c'è dubbio che le questioni ambientali sono questioni nelle quali la responsabilità personale deve farsi corresponsabilità. Quindi ognuno di voi può praticare politica in diverse forme, da quell'associazionismo così informale che fa parte della società civile ad un impegno nei partiti, a semplicemente il voto, oppure al personale impegno a livello di amministrazioni. Ecco, tener presente tra i fattori che ci dicono, ci orientano nel nostro modo di fare politica, la dimensione ambientale, la cura per la terra, perché non può essere l'ultimo capitolo, ecco, nella formazione sociopolitica, ma deve essere una dimensione strutturante. Quindi studio, politica, stili di vita, perché i temi ambientali sono veramente una questione nella quale le grandi scelte politiche, sia quelle globali che quelle delle amministrazioni locali, quasi sempre si interfacciano con i comportamenti delle persone. Facciamo due esempi molto terra-terra, ma se non parliamo di terra quando parliamo di ecologia, quando ne parliamo, quindi bene gli esempi terra-terra. Uno, mobilità. Da un lato abbiamo bisogno di chiedere alle nostre amministrazioni ai vari livelli che ci siano servizi per gli spostamenti su rotaia.
o su gomma collettivi, appunto, come è stato sottolineato. Io sarei venuto in treno qui, effettivamente non è stato possibile, il povero Don Andrea gli tocca fare dei viaggi improbabili, ma questo è una pura coincidenza legata allo sciopero. Però appunto abbiamo bisogno che ovunque siano garantiti servizi di questo tipo. Dovrò andare in Sicilia e lì spostarsi in treno, mi dicono, è una sorta di suicidio sostanzialmente, quindi una cosa da fare con le molle. Dall'altro però, non è sufficiente che ci siano buoni servizi pubblici, buoni servizi di mobilità pubblici perché la gente li usi. C'è da fare un grosso lavoro sul piano culturale per capire che la macchina non è la nostra casa, ecco, che possiamo spostarci anche senza macchina effettivamente. Mi ricordo un'amica alcuni anni fa, veneziana, se devo andare a Firenze prenderò l'autostrada, dico vai in macchina con tua figlia e con la famiglia, ma sei pazza? No, devo andare in macchina, vai in macchina, peggio per te. La poverina si trovò che non aveva tenuto conto della zona blu, per cui con la macchina ebbe un'odissea pazzesca. Al rientro trovò un traffico folle e disse avevi ragione Simone, certo che avevo ragione, tra città e città oggi bisogna spostarsi su gomma. Non su gomma, bisogna spostarsi su rotaia. Quindi accanto alla domanda politica da fare c'è un lavoro personale, stili di vita, consumi anche, le bottigliette d'acqua per esempio, oppure forme alternative. Sono molto contento che i miei studenti gli ultimi anni che ero a scuola portavano la borraccia ormai e non la bottiglietta d'acqua, no? Anche questo è un modo in cui si può personalmente, qui può davvero a livello personale, testimoniare un'attenzione per la terra. Come ti sposti, come bevi, cosa mangi, eccetera, eccetera. Tutti elementi nei quali diamo concretezza a quella passione per la terra che Laudato Si ci ha insegnato a coltivare. Studio, impegno, politica, stile di vita, sì, insomma un programma non da poco vi ha delineato, quindi non è uno scherzo, ecco. Bene, c'è qualcun altro che si prenota per una domanda? Ecco qua. Buonasera, sono Luciano Moro, seguo la scuola sociale di formazione all'impegno sociale e politico. Che cosa pensa, professore? C'è stato un commentatore, un giornalista di una rete nazionale, subito dopo la morte di Papa Francesco, che ha detto adesso speriamo che il Papa che arriverà smetta di parlare di ambiente e parli e torni a parlare di religione. Che cosa gli direbbe? Questo l'hanno detto prima e dopo la morte di Papa Francesco, l'hanno detto anche prima della Laudato Si, come dicevo, insomma, quindi evidentemente ne penso tutto il male possibile, soprattutto perché è davvero sbagliata la premessa, cioè Francesco ha parlato di ambiente parlando di religione, ha parlato di religione parlando di ambiente. C'è una dimensione della Laudato Si che spesso rimane sotto traccia. Cioè spesso noi la leggiamo come un'enciclica di etica ambientale, diciamo così, al massimo come un'enciclica che ci offre una buona teologia della creazione. Ma in realtà con Laudato Si Francesco ha fatto anche una terza cosa, non meno importante. Diceva la Gaudium et Spes, il grande testo conciliare sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, di questa esigenza di leggere i segni dei tempi, ma ancor più di prestare attenzione alle gioie e ai dolori, alle speranze e alle angosce delle persone del nostro tempo. Ecco, Laudato Si ha fatto questo prima di tutto, ha saputo dare parole per esprimere la nostra impotenza, difficoltà, paura all'interno della crisi ambientale e ha saputo annunciare il Vangelo in questo contesto. Sapete, i missionari parlano spesso, no? Dobbiamo inculturare il Vangelo nelle varie culture. Ecco, Francesco ha saputo inculturare il Vangelo di Gesù Cristo e trovare delle parole nuove per annunciarlo nel tempo della crisi ambientale, nell'antropocene, per usare questo termine così entrato nel dibattito contemporaneo. Francesco ha riannunciato in forme nuove il Vangelo all'interno dell'antropocene, quindi il commentatore in questione non aveva veramente capito niente, ma veramente capito niente, ecco. E io
spero, ma credo anche, per come ne ho capito il profilo, che Papa Leone invece questo lo abbia capito bene, cioè che abbia la capacità di attingere da un lato al tesoro che lui da agostiniano certamente coltiva della tradizione ecclesiale per aiutarci a interpretare questo nostro tempo, questo nostro mondo che è creazione, e dall'altro, se non altro l'avrà imparato come vescovo in America Latina, a guardare la concretezza dei problemi che ci investono e ad offrire ad essi una risposta coinvolgendo, condividendo in processi di trasformazione l'intera famiglia umana. Quindi spero davvero, ma è una speranza di quelle con fondamento in re, come si diceva una volta, spero davvero che il commentatore in questione sia smentito anche per quanto riguarda il futuro. Grazie professore. C'è un'altra domanda, prego. Grazie e buonasera intanto. Tra gli obiettivi, i punti con i quali ha risposto alla prima domanda, mi ha fatto piacere il riferimento agli stili di vita che sono importanti. Per me, per noi come famiglia, io, mia moglie, la nostra famiglia che abbiamo fatto parte per molti anni della campagna di bilanci di giustizia, gli stili di vita sono un tassello fondamentale, quindi grazie per averlo ricordato e la speranza è ovviamente che si allarghi questa sensibilità. La domanda che volevo farle è, in un punto dell'enciclica, a proposito del valore non solo ambientale al quale si vuole relegare a volte questa opera, e c'è un valore sociale, in un punto arriva a dire che la proprietà privata non è intoccabile, soprattutto in considerazione del bene comune. Per me è strepitosa un'affermazione di questo tipo e non è forse stata fatta risaltare come dovrebbe. Grazie. Due focus interessanti in questa domanda, da un lato quello sugli stili di vita, come dicevamo, che evidentemente sono un pilastro fondamentale di un agire pro ambiente. Naturalmente nella formazione ai nuovi stili di vita c'è una dimensione su cui le nostre comunità sono storicamente attrezzate, cioè il gusto della sobrietà, dell'essenzialità. Pensate, il movimento scout ha una lunga tradizione, il movimento francescano, declinandola in altre forme evidentemente. Questa che potremmo chiamare come ecosufficienza, abbiamo una solida tradizione in questo senso che un'organizzazione come Bilanci di Giustizia ha rilanciato sistematizzandola, facendone quasi un'operazione scientifica. Io ho molto affetto per Don Gianni Fazzini, con cui abbiamo collaborato per un po' di tempo. Abbiamo anche litigato ogni tanto, perché io sono fiorentino, lui ha il carattere che ha, quindi non è difficile litigare fra una coppia del genere. Però certamente il lavoro che ha fatto con Bilanci di Giustizia è assolutamente prezioso. Poi oggi è diventato un patrimonio che va ben al di là di Bilanci di Giustizia. Vorrei però sottolineare che quando parliamo di bilanci di stili di vita c'è una seconda dimensione accanto a quella dell'ecosufficienza. Ecosufficienza che vuol dire appunto di che cosa ho davvero bisogno e di che cosa posso fare a meno, che è importante. Ma accanto a questo, ciò di cui ho davvero bisogno, come posso fare a soddisfare questa domanda, questa esigenza in modo il meno possibile impattante sull'ambiente? E qui allora ci viene aiuto il tecnico, l'ingegnere, no? Evidentemente, perché se io ho un problema per i miei consumi elettrici, supponiamo relativi alla luce, da un lato devo picchiare i miei figli perché spengano la luce quando escono dalla loro stanza, e questo fa certamente parte, non li picchio, sono più grandi di me, mi picchierebbero loro. Da un lato quindi questa dimensione, educhiamoci alla sobrietà, al risparmio, all'essenzialità.
Dall'altro devo interrogarmi se davvero ho bisogno di accendere il lampadario di centro soggiorno per leggere il giornale in un angolo. Una piccola lampada va bene. Ma dall'altro poi avrò bisogno di passare dalle lampade a incandescenza alle lampade elettroniche, a quelle a LED, e sapete che già questo riduce il consumo di un fattore 7 sostanzialmente, quindi da un lato l'ecosufficienza, la dimensione educativa, dall'altro l'attenzione ai progressi della tecnica, che spesso sono assolutamente fondamentali in questo senso. Quindi davvero il lavoro sugli stili di vita è un lavoro multidimensionale da fare con molta attenzione, ed è importante che per esempio la commissione di qui sopra dedichi un'attenzione in questo senso. Seconda tematica è la proprietà privata, e questo è un tema molto interessante, ma in questo Francesco ha avuto illustri predecessori, perché l'idea di un'ipoteca sociale sulla proprietà c'era già in Giovanni Paolo II, per esempio. Ma addirittura in Tommaso d'Aquino c'è l'idea che, sì, d'accordo, abitualmente le nazioni si strutturano in modo tale che una cosa è tua e non mia, almeno non si litiga, però fondamentalmente omnia sunt communia. Tutte le cose sono comuni perché? Perché sono doni dell'unico creatore alla famiglia umana per la vita di tutti. Quindi certo, diamoci pure le nostre regole per gestire la proprietà in modo tale che non siamo ogni momento a litigare, ma questi sono solo elementi secondari. Questo era il pensiero di Tommaso d'Aquino, che non era un discepolo di Carlo Marx, come potete intuire, ecco, anche perché i tempi sono un po' diversi. Certamente in Francesco questa tematica ha trovato una nuova attualità, probabilmente anche per la sua esperienza latinoamericana, in cui c'è questo grande riferimento alle grandi proprietà fondiarie che di fatto espropriano della possibilità d'uso della terra contadini e quant'altro. Ma questo c'è anche, per esempio, nella Costituzione italiana, nella quale la proprietà privata non è un assoluto, come voleva John Locke, ma è un valore socialmente collocato, riconosciuto all'interno dei limiti fissati dalle necessità, dalle esigenze sociali, eccetera. Quindi importante, molto rilevante per le tematiche ambientali. Questo non significa evidentemente diventiamo tutti comunisti nel senso stretto del termine, ma comprendiamo che la proprietà privata è un valore in mezzo ad altri valori, non è un assoluto. Mi veniva in mente anche, per chiudere, siamo passati attraverso un periodo di caro bollette di energie, e una delle proposte che è stata fatta dalla Commissione europea era quella di beni pubblici europei, tra cui appunto l'energia. Quindi l'idea di combattere l'inflazione dovuta a una mancanza di offerta con dei beni pubblici europei. E quindi qui rientra quel discorso appunto di comunione, diciamo, dei beni di cui parlava anche San Tommaso d'Aquino. Bene, prego. No, venga col microfono a beneficio di chi ci segue da casa, perché altrimenti... I diritti degli ascoltatori vanno rispettati. Allora, andiamo via. No, da qui. Grazie. Allora, innanzitutto, grazie alla pastorale sociale anche per questa opportunità, e complimenti al moderatore e anche al relatore. Domanda: non le pare che nell'enciclica non comprenda tutti i descrittori, tutti i fattori materiali, immateriali, morali, spirituali, con una indicizzazione relativa, generale, globale e applicata? Ad esempio si parla di sostenibilità. Quale sostenibilità? E qual è più importante? È fondamentale questo aspetto, quello che noi abbiamo dal secolo scorso sviluppato a livello internazionale, perché senza queste considerazioni scientifiche si è generici e quindi non si hanno soluzioni applicabili. Ma credo evidentemente che Laudato Si è un testo, il genere letterario del testo è un'enciclica, non è un'analisi, un programma socio-economico, evidentemente. Quindi è normale che stia su un livello
qualitativo anche, legittimamente qualitativo. A me interessa però sottolineare anche che ci sono autorevoli studi scientifici che di fatto hanno utilizzato come riferimento la Laudato Si per rendere quantitativo tutto questo. Io penso all'ASVIS, per esempio, di cui il fondatore e attuale coordinatore scientifico è Enrico Giovannini, il quale per l'appunto è uno statistico, un maniaco dei numeri in qualche modo, che ogni anno fa una valutazione, un programma dello stato dell'ambiente in Italia sulla base di che cosa? E questo è il mio secondo riferimento, sulla base dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. È chiaro che Laudato Si non usa riferimenti così sistematici, non è il suo mestiere, ma sono molte le assonanze tra questo grande orizzonte ideale offertoci dall'enciclica e questo stimolante progetto che è costituito dai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Naturalmente qualcuno dice questi sono troppo analitici, d'accordo, è vero, l'enciclica è troppo generica, d'accordo, è vero, costruire un operare sulla base delle diverse fonti di senso e le diverse indicazioni è il compito di ognuno di noi, è il compito della politica, è il compito di chi fa parte della società civile naturalmente, quindi credo che in un dibattito di solito si pongono domande e poi si lascia parlare senza interrompere chi risponde. Quindi la mia risposta è: credo che Francesco si sia collocato al giusto livello per il testo che doveva scrivere. Ad altri, a noi, per molti aspetti, il compito di concretizzare tutto questo. Aggiungo soltanto che non credo che sostenibilità sia un termine generico, c'è una lunga storia della sua fondazione, della sua interpretazione, che risale anche al di là dell'uso fattone dalle Nazioni Unite nel 1987, che risale ben più indietro. Quindi il riferimento ha una sua specificità che poi ha sempre bisogno, come ogni categoria politica ed etica, di un ulteriore lavoro di interpretazione. A noi, alle prossime generazioni, di procedere. Io sono molto contento, tanto per concludere questa battuta, che mio figlio si è messo a studiare economia ambientale con una specializzazione sulla sostenibilità trasformativa per le aziende. Ogni tanto discutiamo, io gli dico sei troppo tecnico, lui mi dice sei troppo idealista papà, ma insieme possiamo costruire buone indicazioni su quali potrebbero essere possibili vie per il nostro procedere. Grazie. Compito del moderatore è moderare anche i tempi, per cui io adesso chiamo qui Don Andrea per la conclusione e perché ci deve annunciare questo segno che noi lasciamo al termine di questa settimana. Mi metto di qua così. Un bel microfono caldo tenuto in mano. Bene, allora non è un annuncio di un progetto compiuto, è piuttosto la comunicazione di una idea che abbiamo cercato di condividere all'interno del mondo Caritas pastorale sociale. Ed è questa, riguarda la cooperativa di Mansuè, per chi non la conosce, Terra Amica, che era nata proprio come un'attività della Caritas per sostenere, anche lì come avviene qui in Casa dello Studente, attraverso il lavoro persone con fragilità e quindi mettere in atto un modello di economia, di sostenibilità economica ma anche sociale e ambientale nel coltivare con metodo biologico la terra e attraverso il lavoro ridare dignità, futuro, prospettiva a persone che provenivano dal mondo dell'immigrazione. Negli anni questo tentativo alto, virtuoso dal punto di vista dei valori che l'hanno animato, si è rivelato però insufficiente dal punto di vista delle risorse economiche che si dovevano mettere in campo. Perciò si è reso necessario, a malincuore perché ormai la realtà aveva preso anche una sua fisionomia, era conosciuta nel territorio, si è reso però necessario ripensare quell'esperienza. E abbiamo pensato un po' che forse l'enciclica Laudato Si potesse darci un po' degli orientamenti per ispirare quell'azione lì. E allora abbiamo pensato di mettere quella realtà
come un po' un luogo in cui le tre gambe della sostenibilità classiche, quella sociale, quella ambientale e quella economica, potessero essere un po' messe insieme e tenute insieme all'interno di uno stesso progetto. Ormai si tratta di mesi, un paio di mesi, ultimati poi i lavori che si sono resi necessari, fra un paio di mesi sarà avviato il primo step di questo progetto ed è la comunità residenziale per minori che avrà luogo nella casa che si trova all'interno di quella che era l'area della cooperativa. Il progetto viene realizzato da Fondazione Moro di Oderzo, che si occupa già del tema educativo da tempo, e diventa così quel segno di sostenibilità sociale nel prendersi cura di quei ragazzi che per situazioni particolari di vita in cui si trovano ad essere hanno bisogno di un sostegno comunitario per vivere. E quello è un luogo dove 8 ragazzi dai 6 ai 18 anni potranno essere ospitati in quella realtà. È un modo per prenderci cura anche di quelli che hanno maggiormente bisogno di cura. Un secondo aspetto è legato alla sostenibilità economica, perché lì avevamo anche delle strutture messe in piedi per l'agricoltura. Ci è parso importante assegnare queste realtà a una giovane start-up, un'azienda di giovani ragazzi di 22-23 anni che si sono messi insieme in questo progetto. Ora, da qui in poi è tutto un po' in costruzione, ancora l'unico pezzo certo al momento è la parte dell'abitazione della comunità residenziale per minori. Adesso si stanno componendo un po' alla volta gli altri pezzi, anche se al momento non sono definitivi. Questi ragazzi con cui siamo in contatto sarebbero quindi interessati poi a gestire la serra e una parte dei terreni per continuare la produzione biologica. Ci pare in questo senso un bel esempio poter incoraggiare anche dei giovani che si dedichino all'agricoltura e possano anche mettere a frutto le competenze e anche la passione che hanno dimostrato in questo campo. Manca l'altro aspetto, quello della sostenibilità ambientale, e manca ancora un pezzo di terra molto ampio all'interno di quella che era la cooperativa. Qui abbiamo pensato un po', stiamo ragionando proprio in questi giorni, abbiamo avuto anche degli incontri, alla realizzazione di un bosco, di un giardino, di un qualche cosa che ci richiami la custodia della biodiversità, che possa diventare anche un luogo visitabile dove poter fare formazione anche in apposite sedi sulla Laudato Si. Ecco, questo era tutto il progetto Terramica 2 di cui abbiamo detto, cioè il tentativo di rilanciare quella che è stata un'esperienza positiva dal punto di vista ambientale e sociale dentro un ripensare in modo modulare questi 3 tipi di sostenibilità all'interno di uno stesso progetto e inevitabilmente anche in dialogo con il territorio in cui si trovano. Ripeto, non si tratta oggi di arrivare a un progetto definitivo, quanto piuttosto, in occasione di questo anniversario dei 10 anni di Laudato Si, condividere dei pensieri che un po' alla volta vanno concretizzandosi, magari alcuni di essi avranno bisogno di essere rimodellati, cambiati, ma rimane come comune denominatore quel desiderio non soltanto di parlare di Laudato Si, anche se ci ricordava il professor Morandini, già parlare è comunicare delle idee, dei concetti, dei valori che plasmano la realtà. Non si tratta comunque soltanto di comunicare, di parlare, ma di tentare di mettere in atto nel concreto quelle strategie che ci aiutino a pensare a Laudato Si non soltanto come a un testo, ma a una testimonianza di vita. Stili di vita, altre cose sono state ricordate questa sera, ecco, ci auguriamo che possiamo anche insieme sostenerci e aiutarci in quella speranza che ci è stata ricordata, che si nutre magari non di grandi cose, non di progetti che possono cambiare in un istante il volto del mondo, ma che ci incoraggiano a essere perseveranti su questa via di cambiamento che per essere tale ha bisogno di recuperare i valori a cui si ispira. Non c'è cambiamento, non c'è progresso che tenga conto anche di tutte le sfaccettature della sostenibilità se veramente non c'è a monte un'etica che sostiene, incoraggia, valorizza questo impegno controcorrente. E se ci riusciamo lo facciamo anche in rete con tutti quelli che possono sostenerci anche con il proprio aiuto di qualsiasi tipo dentro questo progetto. Grazie. Grazie Don Andrea, grazie. Allora, a me non resta che ringraziare tutti voi per la partecipazione, ringrazio soprattutto il professor Simone Morandini, cui adesso aspetta un lungo viaggio per il ritorno. E che dire, il tempo, diceva Papa Francesco, è superiore allo spazio.
Noi lo spazio lo abbiamo creato, adesso speriamo di aver anche arricchito il vostro tempo, ecco. Quindi io vi auguro una buona serata e viviamo effettivamente, non solo leggiamo, ma viviamo quanto l'enciclica Laudato Si ci consegna. Grazie. Buona serata a tutti e a tutte.